La Fiorentina passa in casa del Vittorio Veneto e tiene il passo delle prime della classe. La prima occasione di Marca Viola sulla sponda di testa di Panico. Caccamo non trova la palla a 2 passi dalla linea di porta. Poi ci prova Patrizia Panico da fuori dopo uno scambio, conclusione che non impegna Reginato. Continua la pressione della Fiorentina che sfiora ancora la rete. Che occasione per la squadra di Fattori quando la botta di Caccamo si stampa contro la traversa e sulla respinta Orlandi manda clamorosamente alto. Il Vittorio Veneto è in un tiro di Mella da fuori che termina alto. La partita si sblocca sull'asse Panico-Caccamo. Il cross dell'ex giocatrice del Verona trova il bel anticipo di Caccamo su Reginato che vale il vantaggio al 25esimo. Il raddoppio viola è una perla su punizione di Vicchiarello che sorprende Reginato al 36esimo. 2-0 e partita virtualmente chiusa. È stata una partita che abbiamo un po' faticato a trovare il gioco, poi una volta sbloccato il risultato diciamo che la partita l'abbiamo messa in discesa. Ci prova ancora Panico, strepitosa la risposta di Reginato a mandare in angolo. Nella ripresa il monologo è sempre viola, la squadra di Fattori continua ad attaccare. La Fiorentina lascia anche qualche spazio in più al Vittorio Veneto che però non sfrutta. Arriva anche la rete del 3-0 con Patrizia Panico che riceve palla al limite, si gira, prende la mira e mette il pallone vicino al palo dove Reginato non arriva. Al 71esimo il 4-0 porta la firma di Salvatori Rinaldi. La carambola favorisce la giocatrice viola che mette la parola fine alla sfida, anche se prima della fine di partita Reginato si supera con un altro grande intervento su Panico e Giulia Darè sigla la rete della bandiera ribadendo in rete la respinta della traversa sul tiro di De Martin. È stata una partita ovviamente per noi molto difficile, campo grande e anche le condizioni a livello di temperatura di sicuro non ci hanno facilitato e anche la pausa molto lunga è stato un altro elemento, quindi fisicamente le abbiamo sofferte tanto. Il primo tempo poi non riuscivamo neanche a trovare una disposizione adeguata in quanto loro si muovevano molto e quindi noi abbiamo fatto tanta fatica. Il secondo tempo paradossalmente abbiamo difeso meglio il campo, però poi ci sono sempre stati quegli errorini che hanno portato i loro gol, insomma. È l'ultima azione di una partita che ha confermato le ambizioni della Fiorentina. Devo dirle brave alle ragazze perché hanno messo tutto in campo contro un'avversaria tosta e abbiamo fatto secondo me anche una bella figura nonostante ci siamo difesi. Siamo riusciti a fare anche un gol su una delle poche azioni, quindi va bene così. Queste non sono le partite nostre. Noi stiamo aspettando un po' qualche scontro diretto da parte di loro, visto che noi li abbiamo già quasi finiti. Noi dobbiamo pensare a vincere, poi se gli altri sono bravi a vincere come noi, bravi. Insomma, però quando vincono non rammarico. Non sento neanche i risultati degli altri quando vinco perché io ho fatto il massimo.